Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. Oggi siamo in una vera e propria eccellenza della provincia di Rovigo, in particolar modo di Rosolina Mare. Siamo davanti al Giardino Botanico. Cos'è il Giardino Botanico? Ce lo facciamo spiegare da una guida naturalistica che adesso incontriamo, Ilaria, e per capire perché è importante, cosa c'è di peculiarità, di cose da vedere in questo giardino, le barene, non solo, con anche delle riprese aeree importanti, e quindi seguiteci. Quale miglior guida per conoscere questo giardino botanico? Con Ilaria, tu fai parte della cooperativa Cose del Po, tra l'altro una cooperativa che segue moltissime cose sul Delta, o sbaglio? Sì, gestiamo per conto dell'ente parco attraverso il consorzio Delta Pool Service alcuni centri visita dell'ente parco e poi ci occupiamo di visitazione nel territorio. Siamo tutte guide naturalistiche e ambientali e lavoriamo un po' in tutto il territorio del parco del Delta del Po. Ecco, la prima domanda, perché vale la pena fare un giro sul giardino botanico? Adesso noi stiamo vedendo anche le immagini. Cosa c'è di particolare in questo giardino? All'interno del giardino botanico sono stati ricavati nel corso degli anni alcuni percorsi che consentono al visitatore di passare attraverso la vegetazione e di osservare quelle che sono le caratteristiche del territorio. Si parte da una zona più interna di bosco e di pineta e poi attraverso i percorsi si arriva direttamente al mare, attraversando le dune sabbiose con diversi tipi di ambiente che ci accompagnano direttamente sulla spiaggia. Ecco, ci sono molte polemiche, per esempio per i giovaparti. L'intervento dell'uomo quanto può incidere? Per esempio, qua siamo nella parte diciamo un po' più selvaggia della spiaggia di Rosolina Mare. Secondo te è importante mantenerla così, perché ci sono polemiche, dicono potrebbero fare dei bagni anche oltre al campeggio Vittoria. Tu invece naturalmente come guida diresti assolutamente no, o sbaglio? Diciamo che l'intervento dell'uomo non sempre è negativo, ma non sempre è positivo su questi tipi di spiagge. Il sito che si sviluppa qui, il Giardino Botanico, proprio ha lo scopo di mostrare un po' com'era il mare una volta, quindi con la vegetazione, con le dune e tutto quanto. Andare a inserire dei bagni, andare a inserire delle strutture ricettive andrebbe un po' a stravolgere anche quella che è la filosofia del sito stesso. Ecco, stiamo vedendo anche l'immagine di quella passerella sulla laguna. È una grossissima attrazione. Perché preservare anche le barene in particolare? Ma in particolare la parte terminale del litorale di Rosolina Mare, la parte che dà direttamente sulla laguna, è forse diciamo la parte più caratteristica del nostro percorso nel giardino botanico, perché c'è questa passerella che dà direttamente sull'acqua, che offre degli scorci particolari, soprattutto in questa stagione, verso la fine dell'estate, verso la stagione autunnale, in quanto questa vegetazione ha una fioritura tardo estiva, quindi adesso in questo momento si riesce a vedere anche tutta la fioritura del limonio che dà una tipica colorazione violacea a tutta la zona della barena. Allora, davanti a questa passerella c'è l'isola di Albarella, c'è il Po di Levante, o sbaglio? C'è il canale di Caleri e oltre il sì. canale di Caleri abbiamo il Po di Levante al di sotto dell'isola di Albarella. Ecco, secondo te bisognerebbe intervenire per esempio per farlo navigabile, visto che con i detriti, lo dico a voi guide naturalistiche perché cercate di preservare, però c'è anche da parte vostra un'esigenza, cioè capire l'esigenza di interventi dell'uomo. Sarebbe importante la vivificazione proprio della laguna stessa con l'apertura, con gli scavi dei canali, anche per le attività economiche presenti in laguna, non a caso insomma l'attività della molluschicoltura, l'attività dell'allevamento delle vongole, che è un po' compromesso anche dalla presenza insomma della chiusura del canale, che effettivamente porta a un minor scambio idrico e quindi di ossigeno all'interno della laguna stessa. Per quanto riguarda la navigabilità sarebbe bello insomma riuscire a navigare un po' tutti i nostri rami, quindi riuscire a vedere un po' in lungo e in largo tutto il nostro delta del Po. Allora, Ilaria, innanzitutto ti ringraziamo di questa velocissima intervista e di questo bellissimo sito. Voi guide naturalistiche, quanto vi divertite a seguire questo territorio che per definizione è la parte più giovane d'Italia, non solo, ma anche più fragile? Sì, allora per noi oltre che un lavoro è proprio una passione, perché effettivamente è una cosa che abbiamo dentro, quindi cerchiamo anche di divulgare un po' quello che è il nostro territorio, quello che piace a noi, quindi vogliamo divulgarlo anche ai turisti, alle tante persone che visitano il nostro Delta del Po, quindi oltre a un lavoro sì, è proprio anche uno spasso accompagnare all'interno di questo territorio magnifico.
E voi siete aperti fino a quando e che orari? Allora, fino a metà ottobre, per il periodo estivo fino alla fine di agosto, nelle giornate di martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Settembre e ottobre, fino a metà ottobre, giovedì, sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Ilaria, ti ringrazio. Quindi se volete vedere una cosa particolare, il giardino botanico anche con le barene, eccetera, eccetera. Ciao, grazie. Ciao, grazie a voi.